Buonasera a tutti, bisogna voi, tenore le oie, die doi, chi de Natale, due missa e 20 kimbe. Cominciamo a dire, tenovas la non cateda a Said, a su Chelo, chi be sopra, e così presenta dei goghi, in questa nube che la sono cucuzzane, e insomma, basta qualche tretto dei biaitino e qualche cosetta, qualche, o credo esole, deve cominciare a colare però poi dimostra non narrata su Staravallo e lo Staravallo poi non narrata ha messo cocolato per tutto la via fino a saltarlo 13 gradi temperatura massima 7 gradi sa minima e boh insomma a vento non si ne internet e andiamo a su Staravallo de Crasa Zapato Zapato amo coccolato fino a Sasunnichi e qualche coltivo di abba qualche molineda verso le 9 di Manzano e poi spalazzata poi sull'est di Sadia, 13 gradi al massimo. E reconnecting, ecco, siamo torna in linea e dimos ribilacchimos a noso torrare. Vediamo se bilacchiamo a mantenere, andiamo a dare innanzi, siamo un anno che dobbiamo bere, purtroppo, sa dia de oggi è pure che non toccamento e dolo, o dolo manno, ha solo che 96 anni, Rabida ne strasse tra indolo, che è il morto Marco Bulloni, figlio di Antonio Bulloni, di Pietrino Atene, marito di Marica, Conzino e babbo di Andrea e Antoni persone serena e di buona trattenza anche un tutto, marmista, capace, grande travallatore e di mano buona. A pensare chi ha seguito a lavorare fino a essere malato, cioè chi l'ha iata da essere ospedale e hanno iata a lavorare. E ha proprio occasione che lo conosco in tanta tanto travaglio che ha fatto per Saida, specialmente Tumbasa in un belasa la parte sua, cioè la parte marmista, l'ha chiata veramente che in coscienza e che in precisione. Questo
questa è una cosa a chi non totuana ed è a su cala isse tocca di dare merito. Gesù interro, este zapa, tu trei, chi crasa, salde che mesa, in sacraia de Santo Iulio. Condolenze e pazienza, a famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Amo un altro toccamento e dolo, questo è in continente, in Torino, a 72 anni, sinché il morto Vincenzo Palazzo, in Melia, marito di Pina Melia, babbo di Giovanna, Francesca, Alice e Miriam. Si interra schenapura due che gioia Saldecche in Sacria San Francesco da Paola in Torino. Condolenze alle pazienti, sa famiglia tutta da parte dei Bizziti. Bene, andiamo da innanzi sarà Terranova, abbiamo visto che abbiamo Satrona, Torranova, ecco, la trona è stata posta sullo Cusuo, veramente un pezzo del gabale questa trona, cioè che è stata tirata, ma sa questione modernista a Putiriu che praticamente ha distrutto tutto il monumento di Saida dei Vizi, cioè ha distrutto la Creia Santoiogli, la Creia del Sumeracolo, la Torre Pisana, l'Oichinato del Cadone, insomma hanno cancellato questa idea del suo modernismo totale, parte storica di Saida, questa colonna simbolata che Arga de Montonaglio, e in costata schissa accanto a Saida e poi abbiamo fatto questo spilastro del cimento, abbiamo fatto, esudando dai ogni punto di vista culturale, architettonico e così via, è stato che ne conto, insomma, è un danno incredibile che si è attuato ed è stato permesso da Saida, che qualcuno l'ha fatto. Ma fino all'ultimo intervento, però, cioè il corso del che tirare sai gronda da essere un copertura invece di bilasacchera adattata magari a Sacreia, este rovinanne Sacreia, Sabba este gutianni sul muro e prima o poi sul muro si crepana, che prendono de impischeddato de abba che gutiata da essa steula, atta la sua intendenza, forse si ha fatto mezzo da intervenne stanno, quando non l'hanno distrutta e non come. A che cioè, pone la creia in pericolo prosuvato che bigotti a sabba a sopra del sul muro. Bene, andiamo da innanzi, vediamo la cosa, appuntamento di stasera, per esempio, e stasera che Napoli a dove che bisogna veste su Salone di Probania, a Boio, consigli contro le truffe agli anziani e non, organizzata associazione Achimul in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di Bitti, non riesco poi, non so, lo devi si chiedono da Aterue, ma comunque Arma dei Carabinieri. Invitiamo tutti a partecipare. Purtroppo BCTV non va a poter essere, altri si impegnano, minche idene imbaulato. Bene, andiamo da innanzi, skin, so usate lo appuntamento, so, e questo è sabato 3, chi 2020 Kimbe a sotto del zero, rassegna cinematografica tra vita, morte e televisione, immagini per pensare, la proiezione su film esteri, il caso Spot Like It, non mi hanno mandato nulla, passato questo manifesteggio pro caso in Donosilleri e stanno, vabbè, pazienza. A BCTV non va arrivata nessuna comunicazione, va bene. Comunque beste questo. E va a presenza Natalino Pilas e Carlotta Luccato. Andiamo da innanzi, chi sono usati lo appuntamento, ecco, Amusu, Associazione Culturale Bitart, presenta la terza edizione di Scrive una lettera sul Nennedu, rassegna letterale ed artistica a tema libero, rivolta ai bambini e ragazzi da 0 a 99 anni. Scrivi la tua letterina, fai un disegno, dedica una poesia o un tuo desiderio sul Nennedu. Iscrive in sardo cadette essere Polgalano, domenica 21 dicembre alle 10, dalle 10 in poi vieni ad imboccare la tua letterina nell'ufficio postale di Babbo
Babbo Natale, nella nuova sede dell'Associazione di Bittart, presso l'ex sede Giudice di Pace, con ingresso da via Galileo Galilei, oppure invia per posta elettronica all'indirizzo mail bittart@tiscali.it. Ti accoglieremo con tanti dolcetti. Domenica 28 dicembre, mercoledì 31 dicembre 2025, sempre nella sede di Bittart dalle ore 10, tutti gli elaborati verranno premiati con un simpatico dono. Bisognoso, poi abbiamo sull'appuntamento sin nuvola, che però questo dia non va nulla, il primo appuntamento è steso vinti. Invece abbiamo appuntamento domenica chi s'abitese, chi è andato a giocare, cioè chi gioca su San Marco in hockey, in bici, sta strese che comincia vabbè, in hockey pure purtroppo non vi posso essere a fare sa diretta de Sabitese, mi ne dispiace meta. Comunque abbocchinamo sto giocando in pare forza Bitese, convochiamo viene allenatore nuovo, allenatore meta capace, Pietro Cano, sicuramente mi dettagliano un cambio de marcia del Sabitese, chi merita insomma che è una bella squadra e ha sempre giocato bene. Bene, andiamo sul giornale, poi dire il Tebatta, migliora l'istruzione, non la salute, però mi manca sta qualche parte. Poi te non veste. Vabbè, poi dimole, migliora l'istruzione, non la salute, Sardegna a 2 velocità, secondo lo studio ASVIS, cresce la povertà. Vabbè, cresce la povertà. L'isola viaggia a 2 velocità, migliorano l'istruzione e parità di genere, peggiorano povertà e salute, diminuiscono i medici, aumentano truffe e sfruttamento idrico. E quanto emerge dal rapporto I territori dello sviluppo sostenibile 2025 dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, presentato ieri a Roma nella sede del CNEL. Una fotografia della situazione di regioni, province e città metropolitane rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Questo delle città metropolitane è stata veramente una scoperta che hanno fatto proprio, guarda, incredibile. Ispra, Emilia e Veneto fanno appena meglio. Raccolta differenziata, l'isola è terza in Italia, con una media del 76,6%. E quindi medaglia di bronzo a Sardegna sopra questa bella vaina. Andiamo da innanzi, Nuoro, emergenza, i cinghiali invadono le vie dello shopping, avvistati davanti ad un megastore, tempo fa arrivarono all'ospedale. Silvone non leggono insegna e andano a non bebassapana mannico. Il piano di ASL8 e Brozzu lotta alle liste d'attesa con visite negli weekend, cioè sabato e domenica. Partecipano anche le strutture private. Todd, sforzo comune per una svolta. Aree idonee, decreto da fermare, paesaggio sotto attacco, appello del sindaco di Orgosolo ai parlamentari sardi. Vabbè. A Banoa, oggi assemblea dei soci, sindaci e regione alla resa dei conti. Tutti a favore dell'acqua pubblica, ma divergenze sul sistema di gestione. E insomma, le sono entranne che sono la società privata che si cherano impossessare della Banoa, ma poi tanto se ne essere scontento, po' canto a Pintesa e danne male di Abanoa, penso che mettano a essere scontento di pagare su triplo, adesso che pagano come chi sabba, che hanno Abanoa non va a essere sprullo. Oggi alle 9:30 si riunirà l'assemblea dei soci di Abanoa.
all'ordine del giorno la presa d'atto degli indirizzi di EGAS e delle valutazioni e analisi svolte e gli indirizzi sulla modalità di restituzione dell'aiuto di Stato erogato dalla Regione e le relative condizioni. Decisioni conseguenti, narrata una sola scheda per voto. Gli indirizzi di EGAS cui si fa riferimento sono quelli di qualche settimana fa, con i quali si disegnava un percorso per far uscire la regione dal capitale di Abbanoa e allungare la concessione e quindi la vita alla stessa società. L'assemblea di oggi vedrà protagonisti i 342 sindaci soci di Abbanoa e la stessa regione socia con il 70% delle azioni. Difficilmente l'assemblea di oggi sarà decisiva e finale. I registi della riunione di oggi saranno il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu e la stessa Alessandra Todde. Ieri sera i due si sono visti a lungo per concordare gli ultimi passaggi. Da parte di alcuni sindaci però stanno venendo fuori perplessità sulla procedura che lasciano intuire un cammino non certo in discesa. Nessuno degli interessati naturalmente mette in dubbio la necessità per Todde e Sardu un dovere di mantenere sotto controllo pubblico, a maggior ragione se rappresentato dai sindaci, il sistema di gestione dell'acqua. Da maggioranza e opposizione il valore dell'acqua pubblica è considerato a parole intangibile perché riguarda il bene più prezioso dell'isola. Porre sotto controllo esterno questa risorsa viene visto a ragione come un tradimento. Semmai le divergenze riguardano i modi su come difendere il bene più prezioso per i sardi. Così si spiegano le note vergate dai sindaci e arrivate ad Abbanoa, soprattutto dai sindaci del centrodestra, che si chiedono pareri ulteriori e richieste alla Corte dei Conti per verificare se ci possono essere condotte definite come danno eraniale nel caso di riduzione di capitale mediante rimborso delle azioni alla sola regione e conseguente distribuzione di utili alla sola regione. Altri sindaci hanno annunciato la non partecipazione, riservandosi di tutelarsi in altre sedi. Ai, cominciando l'espressione sono io. Finita, Battino che sente interessata. Andiamo su, questa sono la prima pagina, già la nuova, campo largo, in maggioranza alta tensione tra Todde e PD. E come diciamo, l'articolo interno, questa è l'Unione Sarda, le compagnie snobbano l'isola, siamo già danni del trasporto, specialmente aereo, eolico sardi sotto accusa, campo largo, acqua citate, il PD. La Todde ha sbagliato e batto un articolo dell'IU, speriamo che la repo mandata in onda e invece non che amo la prima pagina che avevo proposto ma che è risultata assai Albino Bernardini, un maestro memorabile Siniscola dia continuità alla sua biennale. L'Università della Terza Età ricorda il grande scrittore per l'infanzia scomparso nel 2015. Memorabile maestro e uomo illustre di Siniscola. Albino Bernardini, scrittore e pioniere della letteratura per l'infanzia, è stato ricordato così nei giorni scorsi dall'Università della Terza Età di Siniscola. L'iniziativa ha preso le mosse dopo diversi anni della sesta biennale del premio letterario per l'infanzia Sardegna, organizzata dal Comune di Siniscola nel 2012 e che non ha avuto più seguito pur avendo riscosso un grande successo in termini di richiamo nazionale e internazionale. Vabbè, Albino Bernardini, seppure è sul limite suo. Andiamo a vedere, no, come non bisogna, insomma, qualche parte del suo giornale non berversita, che è stata brincata, vi manca sa politica internazionale e vi manca pure parte, vabbè, non è sta arrivata
è stata inviata da un altro telefono stiamo travagliando in due telefono, vediamo un pacco di riusciamo a recuperare qualche cosa e se no terminiamo su del nuovo. Vediamo un po', un attimino. Camera, ecco qua. E mi manca qualche cosa sa quinta parte, pagina 5. Ecco, mi manca praticamente la pagina della politica internazionale, ma comunque la so inviare, eh, deve arrivare, no? Mi pare che ecco qua, vamos a pagina internazionale, Zelensky, il ritiro dal Donbass solo con elezioni o referendum, una bella carta questa giocata da Zelensky. Kiev ribatte al pressing USA, Merz e Trump vieni a Berlino, Merz e a Trump vieni a Berlino, ma Trump non vi muove, può tornare a Mosca, ma no a Berlino. L'America minaccia la Danimarca, chiacchierete con l'Ire chiaramente parte del suo territorio, l'America storico alleato transatlantico a Copenaghen è percepita adesso come una minaccia alla sicurezza nazionale. Così dopo una serie di posizioni sia politiche che economiche che la Danimarca considera aggressive, da un anno a questa parte, con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, si viene percepita come un pericolo l'America. Il riferimento è soprattutto alle minacce militari verso la Groenlandia, che se ne dia chiedere appropriare, tanto ormai è escluso il sistema, Putin è appropriato adesso Donbass, adesso Crimea, chi è vietata a Trump di appropriare della Groenlandia? Nessuno. L'intelligenza artificiale è la persona dell'anno, questo secondo il Time, il giornale Time, l'intelligenza artificiale e i suoi architetti sono nel bene e nel male la persona dell'anno Time 2025. Lo ha annunciato la rivista statunitense che ogni dicembre dal 1927 individua la personalità o in rari casi i concetti che più hanno influenzato la società nell'anno che sta per finire. Sicuramente l'intelligenza artificiale è stato influenzato dai proso quest'anno. Andiamo sulla ultima pagina di oggi e vamos Ucraina, Zelensky svela il piano USA. Vogliono farci ritirare dal Donbass, ma guarda, non si mette a avvisato nessuno, se non l'abbiamo letto sul giornale, non ne siamo avvisati. E va bene che in questo terminiamo questa novella di oggi e dimo si va a qualche commento, non va nessun commento oggi, o forse buono pensato che va a disturbo questa trasmissione e non vanno lasciato nulla. E quindi poniamo la sigla di tancatura, la cerchiamo, che è più in fondo, eccola qua, e tancamo già it novas de oggi. E non diamo l'appuntamento a casa a Manzano. Ecco, casa Manzano Bissò, invece oggi aveva nato chi non vi poca pensa io perché la riunione in Baulato la chiamo da Manzano, ma poi invece è stata spostata a Borteria Salvatore e quindi non va a poter essere in Probania.
Bene, a me sul vedere con a tutto dai, visti TV, adiosu e mensosu a casa.